Buonasera a tutti. Devo dire che l'avete dimostrato con i fatti, quello di non lasciare sola la vostra squadra, l'avete dimostrato nel momento più difficile, quindi l'applauso è mio nei vostri confronti, perché avete dimostrato dall'ultima giornata di quello scorso campionato grande dignità, grande orgoglio, grande senso d'appartenenza, grande amore nei confronti di questi colori bellissimi, di questa squadra, e siete stati davvero un esempio da seguire per il calcio italiano, perché nelle difficoltà ci si tira fuori con la testa alta, con la schiena dritta e con la voglia di ripartire subito con grande entusiasmo, e l'entusiasmo lo avete dimostrato oggi qui, e quindi vi faccio ancora un grande applauso e vorrei che lo dedicaste a tutti voi che siete qui presenti, perché con i fatti avete dimostrato l'amore per il Venezia, con i 3.000 e passa abbonamenti, con un'aria che si respira davvero bellissima, e questa sera vogliamo presentarvi la squadra che speriamo possa scrivere una pagina importante della vostra storia, riportando il Venezia dove merita, ovvero in Serie A. Chiamerei subito sul palco per il saluto istituzionale il vice sindaco Andrea Tomaello, insieme col consigliere comunale e presidente della commissione sport Matteo Senno, il direttore dell'area sviluppo e promozione della città, tutela delle tradizioni e del verde pubblico comune di Venezia, Marco Mastroianni. Buonasera e ben arrivati. Grazie a voi, buonasera a tutti, un in bocca al lupo innanzitutto alla squadra, un benvenuto ai nuovi giocatori, al mister. Questa è una piazza che premia sicuramente le vittorie, ma premia molto anche l'impegno, e l'impegno che si è visto anche lo scorso anno e la risposta che hanno dato i tifosi, che ha dato tutto lo stadio nelle ultime partite, penso sia qualcosa di unico, e questa è una piazza unica che sa riconoscere l'impegno, e quindi l'augurio a tutti i giocatori, al mister di impegnarsi affinché, insomma, non diciamo niente per il campionato, ma che sia il miglior campionato possibile. Dico una cosa veloce sul progetto dello stadio nuovo che abbiamo. Come avete visto, se qualcuno è passato, sono state montate le gru per lo stadio. Nelle prossime settimane poi partiranno i lavori, il termine è fissato comunque per la primavera del 2027, e ringrazio qua il Venezia Calcio perché ha fatto una proposta di gestione davvero importante. C'è anche Matteo Senno qua e ha fatto ultimamente anche delle proposte di tenere in modo che i distinti del nuovo stadio siano intitolati a Valeria Solesin, che la curva sia intitolata a Michael Gruppello, e secondo me poi penso che sia giusto, e lo ringrazio, e cercheremo di andare in fondo su questa cosa. Io proporrò poi al Consiglio Comunale, perché abbiamo deciso di fare, insomma, una call pubblica, diciamo, tra i consiglieri comunali, e sentendo le associazioni anche per il nome dello stadio, io quello che proporrò sarà di intitolare lo stadio a Valentino Mazzola, poi naturalmente sentendo anche la società e quant'altro. Quindi grazie, e cercheremo di fare questi prossimi passi assieme, e in bocca al lupo davvero a tutti. Forza Unione! Sai cosa c'è di bello, poi ti lascio? Che qui si respira proprio l'unione, al di là del nome, si respira proprio l'unione di fatto, tra voi del comune, tra la società, la squadra, la gente, cioè si respira questa simbiosi che è davvero unica, perché siete la città più bella del mondo. Avete delle maglie bellissime, ragazzi, l'ho vista oggi e tra poco vedrete la seconda maglia, che è qualcosa di fantastico, la prima ancora, poi terza e quarta non ne parliamo, e avete qualcosa di unico qui. Sì, i colori lo dimostrano, è un'unione di colori, di passioni, di tifo, di intenti, e penso che se vogliamo raggiungere buoni risultati dal punto di vista sportivo, e questa qua a Venezia rappresenta l'eccellenza dello sport nel nostro territorio, dobbiamo, come si direbbe proprio a Venezia, remare tutti dalla stessa parte. Grazie allora al Comune di Venezia, ad Andrea Tomaello, a Matteo Senno e a Marco Mastroianni. Allora Pippo, inizierei da te, perché ho visto come sei stato accolto, no? Da tutte le persone che ti vogliono bene, oltre che ti stimano, e vorrei che ci raccontassi quello che hai in questo momento in testa, no? E soprattutto quali sono i presupposti, le sensazioni, gli stimoli, no? che hai come direttore sportivo nel vivere questa stagione che tutti ci auguriamo possa essere da protagonista. Buonasera a tutti. Questo calore, questa passione
che io sento mi rende orgoglioso e rende orgoglioso tutti i componenti della società. E questo calore che si sente, che dall'ultima giornata di campionato fino a passando per Falcade alla giornata di oggi, rafforza in me la profonda convinzione che Venezia non è una categoria, ma è un progetto, un sogno, una visione di una società vincente da realizzare. Questo è quello che io sento profondamente. Sappiamo che con grande orgoglio, con questi presupposti, affronteremo la stagione di Serie B, dove nessuno ci regalerà niente. Anzi, abbiamo la fortuna, come hai detto tu, di aver scelto un allenatore vincente con cui ho avuto il piacere e la fortuna di vincere e di lavorare ancora insieme con lui. Mi rende anche questo orgoglioso, e quindi entrambi siamo consapevoli che per arrivare ai risultati che vogliamo ottenere, ai nostri obiettivi, cioè l'unica cosa che ci può trasportare è il duro lavoro e la passione di questa gente. Quindi grazie per essere tutti qui. Sono parole che vanno dritte al cuore. Ha parlato di visione, ha parlato di vision. Tra l'altro questa è proprio la casa del Venezia. Qui a Venezia si vuole comunque costruire qualcosa che vada al di là dell'allenamento della squadra. C'è un centro sportivo bellissimo, vuole essere sempre di più la casa del Venezia. Questo perché la vostra visione va a 360 gradi. Sì, assolutamente. Buonasera a tutti e grazie per essere tutti qui. Molto semplice, noi abbiamo una visione che si concentra su due fondamentali. La prima è quella di continuare a fare l'ottimo lavoro che sta facendo Filippo con tutto il suo team e continuare a creare sul lungo termine un'eccellenza sportiva per tutte le squadre. A lato, continuare a creare valore per il brand Venezia, Venezia Football Club. Noi abbiamo l'onore e il piacere di essere una delle tante realtà sportive che ha l'onore di rappresentare questa bellissima e unica città, e quindi c'è un potenziale enorme, e il nostro lavoro sarà quello di continuare a sviluppare valore non solo sul territorio ma a livello globale. Con un'identità forte, che è quella proprio di Venezia e del Venezia. Un'identità fortissima, assolutamente speciale, uno dei progetti più belli, più straordinari che io personalmente, tutti noi come gruppo di dirigenza, io sono qui, ho l'onore di essere su questo palco, ma rappresento un team fantastico di lavoro. È un progetto fantastico. L'identità è importantissima perché noi appunto abbiamo l'onore di rappresentare questa città unica, fantastica, e l'identità si concentra su tre parole. Innanzitutto autenticità, quindi essere veramente veneziani e rappresentare la storia unica e formidabile di questa città. In secondo luogo avere sempre in mente la parola innovazione, perché la storia di questa città ha ripercorso per secoli, appunto è stata costruita e ha 1000 esempi di innovazione, quindi la parola innovazione è fondamentale. E l'ultimo, quello che diceva prima Filippo, è il discorso di resilienza, quindi lavorare duro, non mollare mai e continuare ad alzare il livello, e questo è un discorso fondamentale non solo sul campo ma per tutti quelli che lavorano al Venezia Football Club. E vi assicuro che sono in tanti che lavorano. Io oggi sono stato un po' lì nella vostra bellissima sede, ho visto tantissime persone al lavoro. Vorrei che dedicaste un applauso anche a tutti quelli che lavorano dietro le quinte, che magari non nominerò questa sera qui, ma che stanno già lavorando per creare e costruire un Venezia vincente nel tempo, che sia strutturato e organizzato nei minimi dettagli, perché quali sono le opportunità anche che intravede la proprietà e il management per il futuro? Ci sono tantissime opportunità, però mi piace sintetizzarle in 4 punti. La prima è quella più importante, quella dell'opportunità della componente di visione sportiva, perché se facciamo un ottimo lavoro lì tutto il resto diviene molto più semplice o meno complesso, quindi eccellenza sportiva in tutte le squadre, in tutte le classi. In secondo luogo, come diceva prima il vice sindaco, stiamo lavorando duro, molto sodo e molto bene sul progetto stadio. Aspettiamo e vediamo come appunto quali saranno i prossimi sviluppi. Il terzo, il discorso di sponsorship, assolutamente importante. Abbiamo qui tra noi moltissimi dei nostri sponsor che fanno un ottimo lavoro con noi. E poi l'ultimo, quello del prodotto, merchandising e licenza. Quindi hai fatto riferimento prima alla collezione, alle maglie, quindi continuare a fare un lavoro ottimale anche in quell'area a livello globale. Qui abbiamo parlato di vision, abbiamo parlato di opportunità, abbiamo parlato di innovazioni. Io vorrei invece che tu chiudessi gli occhi e che ci raccontassi, che svelassi, che tirassi fuori un po' le tue emozioni, il tuo sogno
No, il tuo sogno in questo momento, quello di Filippo Antonelli, qual è? Mi metti in difficoltà, però, perché io sono abituato... Non ti chiedo di mercato, No, vedi, non è che ti ho chiesto di mercato, ti ho chiesto il sogno. No, io sono abituato a stare nel presente totalmente, questo sì, però se devo pensare a un sogno, forse a qualcuno l'ho già detto, io mi immagino l'ultimo anno al Penzo con 11.000 abbonati nella massima categoria, questo è quel mio sogno. Quindi al Penso in Serie A con 11.000 abbonati, prima poi di abbracciare quello che sarà il nuovo stadio che in tanti stanno aspettando da una vita. Non ti chiedo di mercato, anche se questo sarebbe l'orario mio, no? Di notizie di calciomercato. E posso assicurare una cosa, visto che in tanti ci chiedevano ma resta quel giocatore, va via, è che il Venezia, i suoi giocatori, se dovesse venderli, li venderebbe alle sue condizioni. Cioè, da questo punto di vista ve lo assicuro io che faccio mercato, e penso che possa confermarlo anche Filippo Antonelli, che viene qui pensando di trovare giocatori che se ne vogliono andare o vengono svenduti, ha sbagliato di grosso. Assolutamente no, questa è la regola numero 1. Poi se non li venderemo i proprietari si arrabbieranno con me, al massimo se la prendono come mi cacciano via e amen. La squadra è salva. Grazie a Pippo Antonelli, grazie al direttore Tancredi Vitale. Farei parlare Filippo, che ne dite? Mi autorizzate a fare parlare lui? Allora, vai. Intanto raccontaci un po' com'è questo gruppo di portieri. È molto bello, scherziamo tanto, ma quando c'è da lavorare lavoriamo e a me piace molto lavorare così. Allora, qui c'era scritto domanda sul fatto che è un giovane promettente, ma tu non sei più un giovane promettente. Vogliamo toglierti questa etichetta, questo vestito di giovane promettente e dire che oggi sei davvero, no, una garanzia, un pilastro per questa squadra. E cosa immagini per te, no, nella prossima stagione? Che peso avrà questa stagione per Filip Stanković? Avrà un peso importante, conosciamo la categoria, in tanti il nostro gruppo l'hanno fatta e sappiamo, come ha detto il direttore, che nessuno ci regalerà niente, quindi ogni partita sarà non come una finale, però quella mentalità lì dobbiamo averla tutto il campionato e speriamo di toglierci tante soddisfazioni tutti. Che coro fate a Filip quando si avvicina verso di voi prima di entrare in campo? Che coro ti fanno? Un applauso. Soltanto un applauso? Sì. Glielo facciamo allora un applauso di incoraggiamento a Filip, ad Alessandro, a Filippo e a Matteo, i guardiani della porta arancione-verde per la prossima stagione. Allora, intanto devo dirti che ogni volta che faccio una notizia su di te su Instagram c'è una marea di indonesiani che commentano, quindi sei seguitissimo non solo dai tifosi del Venezia, ma nella tua azione sei davvero una celebrità. Allora, sei il capitano di questa squadra, hai vissuto già questa prima parte di ritiro, sei uno dei giocatori più richiesti, ma vorrei sapere quello che stai provando in questo momento, soprattutto le tue sensazioni, la tua voglia di essere ancora il capitano di questa gente. No, io sono il capitano del Venezia adesso, io sono felice per essere qui, ma tutti lo sanno, anche il mercato è pericoloso, succede sempre qualcosa, ma vediamo in questo mese cosa succede, ma se sto qui sono felice per essere qui e difendo sempre i colori del Venezia. Se ti applaudono ancora più forte c'è qualche possibilità in più che tu possa rimanere? Ha messo la mano sul cuore! Allora, hai già spiegato cos'è il Venezia e cosa vuol dire il Venezia a Seid? Hai già spiegato che calore troverà al Penso? Che tifo troverà? Gliel'hai già detto? Che cos'è il Venezia? Cosa vuol dire rappresentare il Venezia? Gliel'hai già detto a Seid? Forse la città più bella del mondo, forse no? Che dici? Forse no, ma lui è popolare anche un po' in Ma italiano. gli ha insegnato già You qualcosa speak in a little bit italiano? Italiano? È vero che hai imparato qualcosa in veneziano anche? Ciao Fioi, forza Venezia. Ah però, hai imparato bene allora. Ti sei presentato bene, quindi dopo questo inizio devi soltanto pagare da bere dopo l'aperitivo e direi che... No, ma vorrei capire quando hai ricevuto la telefonata
di Pippo Antonelli, il direttore, ti ha detto ti vogliamo a Venezia. Quali sono state le prime emozioni, le sensazioni che ti hanno spinto a scegliere Venezia? Traduci. No. Why did you choose Venezia? The emotions, the sensations. First of all, hello to everybody. Ciao a tutti, prima di tutto. I'm really happy to be here, Molto felice di essere qui. and I just want to come back to Serie A as fast as possible. Voglio tornare in Serie A il più veloce possibile, quindi non si nasconde, ha capito tutto. Bravo Seid. E direi che questo va bene, se possiamo finire che così. Quando uno dice voglio tornare in Serie A il più presto possibile, è venuto che si possa continuare. Allora, sei pronto? Dovete sapere che è più emozionato dall'intervista che non dallo scendere in campo, perché comunque l'italiano lo parli un pochino, no? L'hai imparato in questi 5 anni e quindi non ti devo mettere in difficoltà, ti devo fare domande semplici, eccetera. Quindi ti chiedo cosa vogliamo dire a questa gente che è venuta qui al 30 di luglio, sono in tantissimi, che vi sono davvero vicini dall'ultima partita dell'anno scorso, come se nulla fosse successo. Voglio dire grazie a tutti per essere venuti. È un onore di giocare per questo club e per questa città e sono pronto per l'inizio della stagione e giocare davanti da voi. Ragazzi, facciamogli un bel applauso, perché oltre a giocare bene ha parlato un italiano perfetto, ha parlato benissimo italiano. Cosa gli vuoi dire, Izzy? Vediamo. Ti assicuro che la canticchiano, Vogliono vincere, Gianlu. Anche voi Anche io. volete vincere. Che cosa vuol dire giocare per il Venezia per il 5º anno di fila? Cioè, ti senti veneziano un po'? Un po' sì, sono qui da 4 anni e ogni anno voglio migliorare e dare qualcosa di più e quest'anno deve essere un leader sul campo e anche fuori campo. Parole da leader, quelle di Gianluca Busio, quindi un applauso a lui e al suo reparto dei centrocampisti, anche se a grande richiesta mi hanno detto di far parlare Yeboah, però io rispetterei la scaletta, perché no? Izes non so, Yeboah, quindi allora dobbiamo fare una domanda a Yeboah. Allora io vorrei che però Izes facesse lui una domanda a Yeboah, perché tu mi hai detto di intervistare a Yeboah, quindi fai una domanda a Yeboah per favore, andiamo fuori scaletta. Allora signore e signori, Jay Izes intervista Joe Yeboah. Vediamo, vai. Sei pronto? Per Sky Sport 24, Jay Izes, vai. Tu parli un po' italiano o... No, lo entiendo, però. Lo entiende, un pochino lo entiende. Kike Perez l'ha imparato l'italiano? Sì, Chicchia, sì. Quindi cosa vuoi chiedere a John Yeboah? Cosa ti viene proprio in questo momento da chiedergli? Vedi che sta sudando, freddo. Ti piace Venezia? You like Venice? Yeah, of course. Sì, ma qualcosa in italiano. Quali sono le parole in italiano, tralasciando quelle che non si possono dire che hai imparato? Basta. 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 Spritz. Pizza. Pizza. No, spritz ho detto. Anche lo spritz, sì, lo spritz, sì. Fioi. No, Fioi, ciao Fioi, l'ha imparato Seid. Altre parole in italiano? Che altre parole in italiano gli avete insegnato? Basta? 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 Basta. Quest'anno ho detto basta. Dai, Ok. facciamo un bel applauso a John Yeboah, che deve parlare sul campo e non solo qui al microfono, mentre devono parlare sul campo e anche al microfono Adorante e Casas. Dove sono allora? Vai, eccoli qua. Allora, inizierei da Adorante, così Casas si rilassa un po' perché dobbiamo fargli la domanda in spagnolo. Allora, cosa rappresenta per te questa opportunità di Venezia? Sei stato anche pagato tanto, sei stato uno dei grandi protagonisti l'anno scorso del campionato di Serie B. Che cosa ti sta trasmettendo non solo la società quando ti ha preso, ma anche questa gente che vedi oggi qui e hai visto in ritiro? Intanto buonasera a tutti e niente, per me secondo me è uno step ulteriore di crescita sia
come calciatore che come uomo, e sono onorato di essere qua con questi colori, con questa squadra, e non vedo l'ora di iniziare. Ragazzi, fatevi un bel applauso perché è emozionato e magari con i vostri applausi si può sciogliere ancora di più. Che giocatore sei? Cioè, che giocatore si devono aspettare i tifosi del Venezia? Ma sicuramente sono un compagno di squadra che si mette a disposizione del gruppo, e questo è il punto principale, poi il resto penso venga da sé. Quindi... Bello, quando un ragazzo dice sono un compagno di squadra che deve mettersi a disposizione del gruppo, fa capire che per lui vale più il noi di squadra che non l'io. A Casas devo fare la domanda in spagnolo. Quando penso spagnolo penso me gustas tu, me penso alle canzoni. Te gusta Venezia? Me gusta. Sì? Te gusta? Venezia è bellissima. Vedi come si è preparato Casas. Es mejor Madrid o Venezia? Venezia. Venezia. Es mejor el Real Madrid o es mejor el Venezia? Venezia, por favore. Ha capito tutto! Casas ha capito tutto. Perché? Perché Venezia? Perché? Perché sei venuta a Venezia? Perché hai scelto di venire qui? Venezia è un Bellissimo. club grandissimo in Italia y vamos a retornar a Serie A. Ragazzi, ve l'hanno detto in inglese, ve l'hanno detto in spagnolo, ve l'hanno detto in veneziano, ve l'hanno detto in italiano. A questi ragazzi facciamo un passo avanti, prendetevi un altro applauso Grazie mille da parte a dei tutti. vostri tifosi, prima dello staff. Questo è il vostro Venezia. L'uomo che questa categoria l'ha vinta tante volte, è venuto qui per vincere proprio come voi avete chiesto poco fa, il nuovo allenatore del Venezia, Giovanni Stroppa! Guarda che bel tramonto, che bel pubblico, che bellissima atmosfera. Adesso dovete vincere. C'è un po' di pressione, buonasera a tutti, buonasera. Ma tu sai come si fa? Beh, innanzitutto, quale miglior premessa? Bellissimo essere qua, c'è un'enorme responsabilità. Ho sentito qualche ragazzo dire che questo è uno step di crescita, lo è anche per me. Perché venire qui non è una cosa da tutti, essere scelto da questa grandissima società, e ve lo posso assicurare, è una grandissima società organizzata che vuole crescere, lo sta dimostrando coi fatti, e mi auguro che il direttore mantenga non solo premesse ma faccia prima di tutto le promesse. Dopodiché forse il mio compito, quello dello staff, sarà quello di allenare una squadra super competitiva. Come si vince questo campionato? Tu che l'hai vinto tante volte, quali saranno gli ingredienti principali, quali saranno i momenti principali dove si vincerà, dove magari la gente dovrà starvi vicino? Vorrei che ci fotografassi quello che si devono aspettare, ci dobbiamo aspettare. Io posso solo parlare del... Anche se l'hai perso un campionato qui. Assolutamente sì. Ho vinto una Supercoppa con il Foggia in Serie C. Ho perso 2 anni fa la finale, che sapete tutti, che vi ha portato in Serie A. Detto questo, diciamo che il lavoro, il sudore, l'unione fondamentale tra noi e voi di nome la di società fatto, diventa assolutamente condizionante. Non so... Posso solo raccontare come si è vinto, poi per quello che succederà l'unica cosa che è, chiaramente fa parte del nostro DNA, mio, dello staff, è il lavoro quotidiano, quindi promettiamo
il massimo impegno e se facciamo le cose per bene magari alla fine raccoglieremo tutti i risultati. Che Venezia dobbiamo aspettarci? Un aggettivo? Che Venezia ti piacerebbe vedere? Ma io parlo sempre di squadra dominante, si cerca sempre di farlo tecnicamente, fisicamente, bisogna correre e sudare. In maniera provocatoria avevo detto a qualche ragazzo della curva che avevo incrociato nella prima amichevole a Falcade: prima raggiungiamo i 40-45 punti, questo non significa lottare e giocare per un altro obiettivo, ma questo dà un segnale fondamentale che è la mentalità. Qui senza mentalità non si va da nessuna parte, quindi il sudore e l'impegno quotidiano deve essere la base per poi esaltare la qualità di questi ragazzi. Posso confidare quello che mi hai svelato prima, raccontato prima, che il tuo desiderio, qui magari se c'è qualcuno che ti può aiutare, no, nel trovarla, vuole vivere a Venezia. Cioè tu vuoi vivere a Venezia perché mi hai detto vuoi svegliarti e vuoi respirare, no, quell'atmosfera unica che soltanto Sì, ma non credo cioè. che interessi questo. Vabbè, però sì, no, Interessa magari alla domenica di fare i 3 punti e 3 punti alla volta, poco per volta si arriva a qualcosa di più importante. Poi se si abita sull'acqua o no, non credo che sia importante. Giovanni Stroppa, l'uomo dei sogni con i vostri giocatori, i vostri ragazzi.